Pronto? Sì, 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 scusa. Allora, come sempre faccio una brevissima presentazione, ma prima ancora di fare la presentazione della conferenza volevo ricordare che in fondo siamo arrivati quasi alla fine dell'anno, siamo a maggio e quindi le nostre iniziative che vanno da ottobre a giugno sono quasi concluse. Abbiamo ancora la gita, la consueta gita annuale di 2 giorni che normalmente facciamo in maggio e poi l'ultima conferenza a giugno. Ma volevo sottolineare che siamo quasi a fine anno, che siamo sopravvissuti molto bene, sempre grazie all'Accademia che ci ospita, perché abbiamo passato tutto l'anno, la nostra sede è aperta, i soci possono venire in orario di apertura quando vogliono, ma il museo è chiuso al pubblico e quindi siamo sempre grati all'Accademia e al suo presidente che è qui con noi di averci accolto per tutti questi giorni, e voi soci avete accettato e seguito diciamo molto bene questo spostamento, quindi questo è già un aspetto che volevo dire positivo. Ma volevo sottolineare che il museo vero diciamo è sempre in attività. E quindi noi come associazione, che ha anche il compito non solo di cercare risorse, ma volevo dire, non solo di occuparsi di cultura, ma anche di risorse, mi ricollego al discorso risorse, volevo ricordare che continuiamo a diciamo fare delle donazioni al museo. Abbiamo recentemente comprato un sacco di scatole, abbiamo il nostro bravo Roberto Poggi che si occupa di tutte queste cose e sono soldi che vanno sempre per il museo, scatole ma anche collezioni, perché il museo, vorrei sottolineare, è solo chiuso al pubblico, ma chi lavora in museo, i ricercatori, scienziati, tutto quello che è sempre stato fatto in museo continua. Quindi la nostra funzione è quella anche di continuare a cercare risorse. Allora, in questo periodo, perché mi soffermo su questo? Perché vorrei ricordare che il 5 per 1000 lo potete donare agli amici del Museo Doria, come è scritto nei nostri volantini, come trovate sul sito che segue sempre con molta cura Marzia. Voi potete devolvere il vostro 5 per 1000 agli amici del museo. Perché agli amici e non al museo direttamente? Perché il museo è un museo civico e tutti i soldi andrebbero nel comune indistintamente e noi vogliamo cercare di mantenere un po' di risorse per questo museo di storia naturale. Quindi questo vi volevo ricordare come cosa. Poi l'anno prossimo sarà il nostro centenario, stanno arrivando dei piccoli brevi scritti di persone, di soci che hanno partecipato anche già diciamo parliamo degli ultimi 20 anni alle nostre iniziative. Se qualcuno vuole scrivere qualche cosa a questo proposito, un ricordo, una gita, qualcosa stanno arrivando già dei bei lavori molto sentiti, molto piacevoli, che ci fanno ritornare un po' indietro nel tempo, perché stanno parlando anche di esperienze di quasi una ventina di anni fa. Va bene, detto questo io passerei alla conferenza di oggi, Zanzare e mosche in città, di Stefano Vanin, che è anche un nostro socio. Siamo orgogliosi di averlo come nostro socio e ogni tanto lo disturbiamo, gli chiediamo un po' di venirci a raccontare un po' di cose interessanti di tutto quello che fa. Il titolo Zanzare e mosche in città direi molto molto attuale, anche siamo nel periodo, quindi mosche e zanzare stanno arrivando, no? Ma ne stanno forse arrivando un po' di più, ne stanno arrivando anche un po' diverse, cambiamenti climatici, anche tutte queste cose, e quindi penso che sicuramente Stefano Vanin ci darà delle informazioni interessanti. È professore di zoologia all'Università di Genova, laurea in scienze biologiche, dottorato in biologia evoluzionistica all'Università di Padova, e ha scritto tantissime pubblicazioni e ha anche una particolare attenzione
ai ditteri di interesse forense e sanitario. Ha fatto, mi ricordo, una conferenza su questo tema qualche anno fa, interessantissima. Ricordo che tutte le nostre conferenze le potete trovare sul nostro sito ed anche sul canale YouTube, anche quelle di un po' di anni fa, e naturalmente anche questa la troverete, tra l'altro la troverete anche sul sito dell'Accademia. Quindi grazie a tutti voi e la parola a Stefano Vanini. Grazie. Grazie ancora. Allora, intanto grazie. Dovevo decidere stamattina se mettermi in giacca e cravatta per fare la presentazione, ma mi sarebbe sembrato totalmente fuori luogo, perché direi che la seconda seminario, conferenza, chiacchierata che faccio durante una dunata degli alpini. La prima è stata a Treviso, per l'Ateneo Trevigiano, e questa è bellissima, sono felicissimo di essere qua con gli amici del museo, in questa sede dell'Accademia che è veramente bellissima. Sono anche sempre emozionato quando parlo con voi, perché il museo di Genova, Roberto, mi mette sempre un po' di soggezione, perché lo considero uno dei miei maestri, anche se lui studia delle cose brutte che hanno troppe ali per i miei gusti, o non ce le hanno per nulla, però insomma è veramente un piacere essere qua. E quindi ho deciso, dato che siamo in adunata, di indossare il cappello alpino, che è un simbolo che va al di là di tante altre cose, ricordando a tutti che nella storia degli alpini c'è più sangue e sudore che bicchieri di vino, e non ricordo il Friuli, il Vajont, il Rigopiano, solo per sottolineare qual è il ruolo degli alpini in armi, cioè in servizio e dopo il servizio per la società. E questo ci tengo molto, anche perché Genova purtroppo ha mandato un segnale bruttissimo di non accoglienza, una città che invece proprio per la sua costituzione e struttura dovrebbe essere una città accogliente, quindi, però vabbè, ognuno si assume le sue responsabilità. Quindi comincerei subito con questa chiacchierata, perché di chiacchierata si tratta. Io ho preparato 180 diapositive, quindi finiremo sulle 9, un'ora. Ditemi voi quando di zanzare non ne volete più sentire. Partirei subito citando il buon Wilson. Wilson, è vero, lui studia delle cose che sono le formiche, quindi di ali ce le hanno o non ce le hanno, però mi piace ricordarlo per un aspetto, oltre a questa frase che poi leggeremo, perché Wilson è una di quelle persone che ha fatto di una sua debolezza un punto di forza. Wilson era appassionato di mosche inizialmente, in particolare dei dolicopodidi, sono delle moschine verdi che trovate soprattutto in ambienti umidi. Ma ci sono stati due problemi che l'hanno intaccato. Uno, la guerra, e quindi non arrivavano più in America i materiali per gli entomologi e quindi gli mancavano i microspilli e gli spilli. Il secondo, una freccia che gli trafigge un occhio e quindi lui perde la vista stereoscopica. E quindi un esemplare che vola, se non hai la visione tridimensionale non riuscirai mai a prenderlo. E quindi lui trasforma questo suo handicap, nessuno si offenda, in un punto di forza. Dice: cosa posso studiare dato che mi piacciono gli insetti che non ho bisogno di seguire nello spazio? Le formiche. E secondo me questa è una bellissima lezione. E ricordiamo anche Zanardi, che è venuto a mancare qualche giorno fa, un altro grande uomo che ci ha dato un'altra grande lezione. Ma quello che a me piace sempre sottolineare è che se noi sparissimo domani all'equilibrio globale del sistema, più di tanto male non gli facciamo. Se sparissero invece gli insetti, sarebbe veramente il caos. Non entriamo sul concetto dei servizi che fanno a noi come uomini, perché noi abbiamo un sacco di servizi a costo zero, noi non paghiamo un sacco di tasse che se gli insetti fossero al potere dovremmo pagare, però non ce lo ricordiamo mai. E allora torniamo a questo grafico che io faccio vedere mille più volte, in cui io continuo a dire: se distribuissi a voi dei pezzettini di carta e vi chiedessi di scrivere i nomi di 5 animali, ci sarebbe il cane, il gatto, qualcuno la zebra, l'elefante, la giraffa, il coniglietto, raramente un uccello, quasi mai gli insetti. O se mettiamo gli insetti, mettiamo farfalle sono qualche centinaia di migliaia di specie, la mosca, 120.000 specie. Quindi in italiano manchiamo anche delle parole, e quando manchi delle parole vuol dire che non hai neanche i concetti dietro. Però se noi invece dovessimo scrivere i 5 nomi in funzione della loro presenza sul globo terracqueo, ecco, 4 di questi dovrebbero essere artropodi, quindi avremmo dovuto scrivere almeno 3 insetti e poi un granchio, un ragno,
un millepiedi. Quindi su 1.800.000 specie che sono gli animali, gli artropodi sono già 1.400.000, gli insetti 1.300.000. Ma la cosa che è ancora più impattante è questa, che tra gli insetti e in particolare tra le mosche abbiamo quelli che vengono chiamati i dark taxa, cioè i taxa nascosti, scusatemi, quelli di cui al momento sappiamo pochissimo e ci aspettiamo un'esplosione di numeri impressionanti, cioè adesso ne conosciamo 1.000, però possiamo ipotizzare che siano 100.000. E questo ce l'abbiamo particolarmente tra queste moschine piccolissime, in cui abbiamo i cecidomidi, e i cecidomidi sono quelli che ogni tanto la combinano grossa sulle piante, vediamo dei cecidi, delle galle, li abbiamo tra i chironomidi, le zanzare che non pungono, e li abbiamo tra i foridi, che sono in alto a sinistra, che sono quelle moschine che girano per casa vostra quando per esempio vi dimenticate il vassoietto della carne comprata al supermercato e ogni tanto zompettano anche sulla frutta. Prediligono l'organico di origine animale, però insomma sono di bocca buona. E Dartaxa ci fa paura perché vuol dire che è un universo che noi non conosciamo ancora e che ahimè stiamo perdendo con una velocità maggiore rispetto a quella che abbiamo nel riconoscerli. Quindi quella torta di prima è destinata a schiacciare noi mammiferi anzi noi vertebrati a una fettina sempre più sottile, perché gli altri gruppi aumenteranno di numero, noi invece difficilmente potremmo aggiungere delle nuove specie tra i vertebrati, oppure qualche decina, ma non penso tante di più. Quindi ricordiamoci che gli insetti sono tanti, ma che sono tanti quelli che conosciamo, ma quelli che non conosciamo sono tantissimi. Quindi aspettiamoci un'esplosione dei numeri. Dove vivono? Beh, vivono un po' ovunque, lungo i fiumi, nei fiumi, deserti, città, foreste. E poi mi piace mettervi quella foto perché quello è il ghiacciaio che non esiste più, il ghiacciaio inferiore del Monte Antelao, vicino a Cortina, dove io ho fatto la mia tesi. E da dove è iniziata la mia passione alla fine per le mosche. E con cosa è iniziata la mia passione? La mia passione è iniziata con questo chironomide, che vedete manca di ali. Questo vive nei primi metri la larva di questa specie vive nei primi metri di scioglimento dei ghiacciai e accumula tutto quell'organico che portato dal vento oppure che si sviluppa sui ghiacciai, perché sui ghiacciai abbiamo alghe, abbiamo funghi, abbiamo un fungo che si chiama Chionaster, proprio relativo alla neve, e poi c'è tutto quel deposito portato dal vento, perché il vento quando arriva trasportando un sacco di organismi su una massa fredda rallenta e rallentando lascia cadere organismi e corpuscolato. Quindi lassù c'è la vita, è una vita molto adattata perché siccome lassù c'è anche vento, avere le ali è un rischio, è il rischio di essere portati via, allontanati da dove c'è la fonte alimentare o dove c'è il luogo dove deporre le uova per la propria prole. Quindi il mio primo dittero, Diamesa steinböcki, eccolo qua. E vedrete che c'ha una similitudine con quella che è diventata una mia passione degli ultimi anni, tra qualche istante, perché, ve la racconto dopo questa slide, perché c'è stato un grandissimo entomologo italiano, Mario Bezzi, che purtroppo muore in brutto modo perché si suicida, il quale aveva scritto un libro bellissimo, Studi sulla ditterofauna nivale delle Alpi italiane. Siamo nel 1918 e è una narrativa bellissima che ti racconta di lui che sale, si siede su un sasso e guarda quello che lo circonda e si rende conto che lassù, nel regno delle nevi perenni, ma che perenni ormai non sono più, i dominanti sono le mosche. Se voi andate su in alta quota e vedete un papavero di ghiaione, che sono quelli gialli, bellissimi, non è impollinato dalle api, e le api non le trovate. Lì trovate delle moschine nere piccole, molto appiattite, che riescono a volare e poi appiattirsi sulle rocce o sui fiori per non farsi portare via dal vento. A me fa ridere, negli ultimi anni ai congressi, tutti quei progetti sulla biodiversità degli impollinatori d'alta quota sugli imenotteri. Gli imenotteri non ci vanno, le api, i bombi, là, proprio non ci vanno. Però è un po' una moda. Quindi ricordatevi che in Italia avevamo già qualcuno che ha definito una zona ecologica il regno delle mosche. Ma allora, se voi prendete un testo di entomologia, vi diranno che gli insetti stanno in tutti questi posti e non stanno sull'oceano.
non mai scritta una fesseria più grande di questa, gli assoluti nella biologia non esistono. Cioè l'unica costante che noi abbiamo è la variabilità, e la vita è un po' come il maiale, non butta via niente, cerca di sfruttare tutte le nicchie possibili, e quindi anche qui, anche al mare, anche negli oceani, troviamo degli insetti. I più conosciuti sono queste cimici che passano la loro vita pattinando sull'oceano e sono inaffondabili. E io parto sabato per le Maldive per andare in cerca di questi, ma non solo di questi. Eccomi qua, questa è la missione dell'anno scorso, di questa qui. Vedete che è un moscerino che somiglia molto a quello che io trovavo nei ghiacciai, anche lui è senza ali, le cui larve vivono sui coralli nell'oceano. E la cosa eccezionale è che la femmina, che avete qui rappresentata, sembra un vermicello, è neotenica, mantiene la stessa struttura della larva per tutta la vita e vive sempre in acqua, non esce mai dall'acqua. Il maschietto invece, che vive 5 minuti, questo ci racconta quanto inutili siamo come maschi, però lasciamolo perdere, vive 5 minuti, ha la forma di un moscerino a tutti gli effetti, si accoppia, raggiunge la superficie dell'acqua ed è già morto, e vedete che anche lui le ali non ce le ha ridotte tanto quanto Diamesa. Quindi direi che nella mia vita ho fatto abbastanza un cerchio, perché sono partito da un chironomide senza ali per approdare in questo istante a un altro chironomide senza ali. Dolomiti, Maldive, 2 posti bellissimi tutti e 2. Ma a chi piace questa? Cioè, a tutti. Una vita senza cioccolato è una vita triste. Allora, giusto per demolire tutto il vostro odio nei confronti dei ditteri, ricordatevi che l'impollinazione della pianta del cacao viene fatta da dei ceratopogonidi, che sono dei moscerini che pungono, e quando da giovani giocavamo a calcetto alla sera le nostre gambe li riconosceva bene, perché si tornava a casa con dei ponfi che metà bastavano. Per l'appunto questo moscerino è l'impollinatore del cacao. Siccome è parente delle zanzare, no cacao, no cioccolata, quindi quando qualcuno dice a cosa servono le zanzare, ecco, almeno alla produzione del cioccolato. Ma il mondo delle mosche è veramente bellissimo, e allora voglio farvi una rapida carrellata su un po' di simbolismi che troviamo per quanto riguarda le nostre amate o odiate mosche. Per quanto riguarda le opere d'arte, li troviamo in un sacco di opere d'arte e hanno significati diversi, in alcuni casi anche un po' presa in giro. Allora, il memento mori è ricorrente sia in opere del passato, questo è il Guercino 1600, e questo invece è un pittore del 1900 che produce delle cose bellissime. Tra l'altro ha anche un'esposizione in Piemonte, mi pare che sia, non è molto lontano da qui, in cui c'è una raccolta impressionante di quadri, rappresentazioni con crani cosparsi di mosche. Facciamo cose più serie? Andiamo a vedere Carlo Crivelli, 1480-1472. In questa illustrazione la mosca è qui, premonitrice di una morte, però guardate che nessuno la guarda. Guardate invece l'evoluzione nel 1482, Madonna col bambino, e guardate lo sguardo dove ricade a sfida sulla mosca. Quindi l'idea è, ok, morte ci sei, ma comunque io ti scavalcherò. E secondo me è bellissimo, anche il confronto tra le due opere d'arte ci fa vedere un'evoluzione, direi, intellettuale dell'autore. Ma la mosca viene utilizzata anche come una sorta di timbro di autenticità. Queste sono delle plate molto belle del Bidloo, di dissezioni, siamo nel 1700, fine 600, inizio 700, in cui qui vedete la dissezione con la mosca che si è appoggiata, quindi che il cadavere attiri le mosche, insomma, era evidente, e la mosca è disegnata anche molto molto bene. Però poi c'è Guido Reni, guardate questa danza della campagna, vedo gli uccelli che volano, ma quella mosca è appoggiata sulla tela. Questo è un trompe-l'œil, secondo me bellissimo, un po' come in certe sale di certi castelli trovate, non so, un violino appeso che non è un violino vero. Qui abbiamo su una tela
una mosca appoggiata. Io mi immagino quante persone abbiano provato a toglierla via col dito, o se fossi passato io avrei provato col retino a recuperarla. Quindi la mosca, che comunque appartiene alla cultura, ma se voi prendete le piaghe d'Egitto, ce ne sono intanto 3 con gli insetti. Una sono le cavallette, ma le altre 2 che tutti si dimenticano sono le zanzare e le mosche velenose. Quindi il buon Padre Eterno, quando si arrabbia, ti manda zanzare e mosche, anche le cavallette, perché con loro o ti mangiano il cibo oppure le senti frenire per ore e ore, infastidiscono. E il Padre Eterno ci vuole talmente tanto male, perché Belzebù, la parola Belzebù significa il signore delle mosche, quindi il diavolo è personificato nell'entità che dirige e governa le mosche. Quindi in questi passaggi ci fanno capire anche quanto la nostra interazione con la mosca è molto più forte di quello che noi pensiamo o immaginiamo. Lo so che preferite le api, perché preferite le farfalle, però insomma, in fin dei conti la mosca fa cultura. Ma vediamo come sono fatte le mosche. Fondamentalmente, come tutti gli insetti, hanno un corpo diviso in 3 regioni, capo, torace e addome, hanno 4 paia di zampe, hanno 4 paia di zampe, no, ne hanno 3. Mi aspettavo una reazione di disgusto, io lo faccio sempre con gli studenti, ma allora gli insetti hanno 4 paia di zampe? Sì, professore, no. Il principio di autorità non vale nella scienza, è una tra le più grandi scemenze che abbiano mai inventato. Gli insetti hanno 3 paia di zampe e 2 paia d'ali. Sì, 2 paia d'ali gli altri, perché le mosche hanno un paio d'ali, ditteri, perché il secondo si è trasformato in questa sorta di bacchettine da batteria, di drumstick, come li definiscono gli inglesi, che sono i bilancieri, che servono a stabilizzare il volo, sono degli giroscopi. La cosa bella è che, ve la farò vedere tra qualche istante, le mosche che hanno perso le ali mantengono normalmente i bilancieri e in alcuni casi li usano come una sorta di bandierine da semaforico, quindi bandierine per la trasmissione del messaggio. Nelle mie mosche della neve che vi faccio vedere, io più volte ho visto il maschietto che li basculava con una sorta di segnalazione. Altri ditteri usano le ali magari con una macchietta nera, sto pensando ai sepsidi. I sepsidi, se volete vederli, è facilissimo: andate in montagna, in collina, andate in cerca delle mucche, andate in cerca degli escrementi delle mucche e li trovate tutti attorno. Sono bellissimi perché muovono le ali, sembrano quasi delle marionette, veramente estremamente carine. Però ecco, il carattere distintivo dei ditteri è che nell'adulto il primo paio d'ali, se c'è, è funzionale, è funzionante, il secondo invece è trasformato per stabilizzarne il volo. Ma qui in italiano abbiamo un grosso problema, un problema linguistico, ve lo dicevo prima. Normalmente noi chiamiamo mosche questi e questi zanzare, però questa per esempio non è una zanzara, questo è un cecidomide, uno di quelli che va a rovinarci le piante. Moscerino non possiamo neanche chiamare questo, perché chiamiamo i moscerini della frutta qualcuno che invece è di qua. E allora io mi rifaccio nella chiacchierata di oggi al termine scientifico. Quando abbiamo strutture di questo tipo, quindi individui robusti, parlerò di brachiceri, anche se è un universo, come vedremo tra un istante, e quando mi riferisco a questi che sono più fragili, più leggeri, parlerò di nematoceri. Ma il carattere che li distingue davvero sono le antenne. Nei nematoceri, quindi quelli più esili, quelli che assomigliano alle nostre zanzare, abbiamo delle antenne, composte da elementi più o meno tutti uguali, uno dietro l'altro in fila, mentre nelle mosche abbiamo che il terzo segmento è trasformato in una sorta di paletta, più o meno lunga, e poi vedete che quella che sembra la vera antenna è qui, la rista. Quindi la grande differenza, al di là della struttura, la fanno le antenne. Antenne che per un insetto sono non fondamentali, di più. Allora noi ogni tanto si dice che i cani hanno una visione con il naso, quindi hanno questo spazio fatto di odori. Ecco, anche gli insetti ce l'hanno, ma vedremo che è molto più complesso e vi farò un esempio di uno studio che è uscito la settimana scorsa.
Tanto per farvi un po' di confusione, perché è bello fare confusione nel pubblico normalmente, vedete, questi sono dei grandi raggruppamenti di mosche e dei nematoceri. Scusate, i nematoceri sono quelli più considerati primitivi rispetto a quelle che noi chiamiamo le vere e proprie mosche, e hanno delle forme e dei colori estremamente diversificati. Attualmente si pensa, però abbiamo i Dark Taxa che non sappiamo a cosa ci porteranno, che ci aggiriamo attorno ai 120.000 specie. Quindi un bel numero. L'altra caratteristica importantissima dei ditteri è che hanno delle larve con la bocca da una parte, questa estremità appuntita, e il sistema respiratorio dall'altro. Questo permette loro di vivere infossati in quello che mangiano. È come se noi avessimo la presa dei polmoni più o meno alla base della schiena e quindi potessimo passare la nostra vita immersi, per gli alpini in un tino di vino, per qualcuno di voi in una vaschetta di gelato o qualsiasi altro cibo che vi fa piacere. Quindi è un adattamento estremamente interessante, perché non sono come noi che o respiriamo, a parte che noi abbiamo un doppio sistema, ma va bene, o mangiamo, loro possono passare la loro vita immersi e nutrirsi continuamente. Questo è un adattamento estremamente interessante. Tant'è che abbiamo delle larve dette a coda di topo, in cui la parte respiratoria è appoggiata in un vero e proprio prolungamento, una sorta di sistema di cannuccia che permette a loro di vivere proprio nella matrice liquida e tenere il boccaglio fuori e respirare. Quindi questo gli permette di vivere in un ambiente dove di ossigeno c'è pochissimo, perché tanto a loro non serve, perché comunque respirano quello dell'aria. Ecco, un'altra cosa bella, tra gli insetti l'emoglobina, che è il nostro pigmento respiratorio, quello che prende l'ossigeno, se lo carica e lo porta in giro ai tessuti, è presente solo in 2 ditteri. Cioè, l'emoglobina ce l'hanno i mammiferi, scusate, i vertebrati e poi gli insetti. 2. Uno sono quelle larvette rosse che ogni tanto vedete se vi dimenticate una tinozza d'acqua fuori. Acqua estremamente contaminata, però loro riescono a assumere l'ossigeno dall'acqua e trasferirlo a una molecola che poi glielo porta a spasso. E in parassiti dello stomaco dei bovini. Anche lì di ossigeno ce n'è poco e quindi c'è bisogno di uno scavenger, di una molecola in grado di trasportare l'ossigeno. Ricordatevi che per esempio in molluschi e negli altri artropodi non c'è l'emoglobina, ma c'è l'emocianina, che è un altro pigmento veramente interessante, diverso nei 2 taxa, però interessante. Allora voglio farvi vedere, prima di entrare a farvi vedere le schifezze che abbiamo in giro per Genova, non perché Genova sia l'unica città che abbia le schifezze, ma sono quelle che a noi danno fastidio, andiamo a vedere delle cose un po' originali tra i ditteri. Qui abbiamo un bombo, quindi un imenottero, e qui abbiamo qualcuno che lo copia. E questa è una mosca, quindi assomigliano, un mimetismo bellissimo per evitare di farsi mangiare dagli uccellini. Come per esempio a me piacciono moltissimo queste altre 2, questo è comunissimo nei fiori in collina, questo è molto più piccolo, qua parliamo di una cosa 5 mm, qui invece 2 cm, quindi lo vedete volare, e questo assomiglia davvero a una mosca, a un'ape, tant'è che nella Bibbia, e va anche sui cadaveri, nella Bibbia c'è un passaggio che dice: da una carcassa di leone fuoriuscivano le api. Allora evidentemente non erano api ma erano queste, e colui che l'ha scritto le aveva viste fuoriuscire. Ma si assomigliano talmente tanto alle api che in Italia abbiamo il libro delle api che in copertina porta una mosca. E per ogni copia venduta un entomologo muore. A me questo fa ridere, sorridere, ma soprattutto mi fa piangere, perché vuol dire che in Italia non abbiamo una cultura naturalistica. Ci è mancato il periodo vittoriano, per cui se hai la collezione ceramica o di libri antichi, posso dirlo, sei un gran figo, ma se vai a insetti, quando cominci a fare un lavoro serio, questa è l'attitudine. Però questo è veramente emblematico, cioè. Ecco, questa
Allora, mosche velenose sono mosche che pungono, che danno fastidio, ma la mosca velenosa di per sé non esiste. Quella è una libertà dello scrittore, o forse del Padre Eterno, per infastidirci talmente tanto che sono velenose. Allora, velenosa vedremo tra un po', non nel senso di trasmissione di un veleno, ma di trasmissione di patogeni, sì. Quello l'universo mondo. Però il veleno, le mosche di per loro non ce l'hanno. Però questo è il veleno intellettuale per noi, perché è una mosca e il libro è il libro delle api. Secondo me anche Plinio il Vecchio si rigira nella tomba con una cosa del genere. Ma andiamo a vedere gli altri impostori. Qui il dottor Poggi, anche lui avrà un attimo di paura, perché c'è una mosca che copia i coleotteri. Questa è una mosca che ha trasformato lo suo scutello in una struttura che copre completamente l'addome e le ali sono sotto. Quindi estremamente interessante. E Roberto, le elitre sì, ma non servono quasi sempre. Poi a me questi fanno impazzire, si chiamano diopsidi, sono delle mosche che hanno gli occhi portati a questa altezza. Vivono soprattutto in ambienti secchi e sono dei cacciatori, e quindi avere gli occhi molto distanziati aumenta la precisione, quindi la capacità stereoscopica di vedere un oggetto anche in movimento e riuscire a intercettarlo. E questa cosa la vedremo tra un secondo, perché è avvenuta anche in un altro gruppo, e guardiamo la differenza. In questi, nei diopsidi, l'antenna è attaccata all'occhio, quindi quello che si è allungato è l'occhio. In quest'altri invece, nei tefritidi, le antenne sono rimaste al centro, quindi una struttura completamente diversa. Tra i tefritidi molto belli ce ne sono alcuni che hanno delle corna sulle guance che assomigliano un po' a quelle del cervo o dell'alce, con cui i maschi, che evidentemente non hanno null'altro da fare, competono dandosi scornate di guancia per le femmine della loro specie. Io ho visto 2 scatole al Museo di Storia Naturale di Londra e sono rimasto affascinato da questo gruppo. Devo dire che nella collezione del Museo di Genova ci sono degli esemplari bellissimi di tefritidi afrotropicali. E questi? Ecco, forse questi sono mosche velenose, anzi, che ci inquietano un po', perché questi è un parassita, i Nycteribidi, insieme a un'altra famiglia che si chiamano Streblidi, sono parassiti dei pipistrelli, e vedete che sembrano veramente dei mostri usciti da qualche film sulla fine del mondo. E poi invece questa che troviamo anche qui nelle nostre colline, anche questa nei nostri pipistrelli, anche qui in Liguria, questa invece è un classico parassita dei cervi, ma anche delle mucche. Ogni tanto, se andate in montagna e siete ben sudati e non hanno null'altro dove andare, vengono anche sugli uomini. Quindi la famiglia in questo caso è degli ippoboscidi. E poi ci sono dei parassiti talmente tanto piccoli che non ce li immaginiamo neanche. Questa è un'ape, questa è una mosca che parassitizza le api. Quindi è molto più piccola di un pidocchio e vive aggrappata alle api. Braula cieca, ci racconta anche quanto poco ci possa vedere, moschettina iperridotta con le ali ridottissime, però una mosca a tutti gli effetti, parassita delle api. E questa è la mia grande passione. Questa è la Chionea dolomitana, questa l'ho descritta io, e come vi dicevo vedete che i bilancieri bianchi si vedono molto bene. Qui non c'è, vero? Un po' no. Mia mamma mi ha fatto piccolo, quindi niente. Eccoli là, più giù, eccoli là, quelle 2 bastoncini bianchi, quelli sono i bilancieri, e lei quando cammina incontra un suo simile li muove. La cosa che a me affascina di questo, l'adulto lo trovate sul manto nevoso, è che congela e poi muore solo dopo, sotto i meno 11, quindi fino a meno 11 lei sopravvive, non ha problemi, rallenta però non muore. Perché? Perché produce al suo interno il trealosio, che è uno zucchero complesso. E qui insegnamento di fisiologia bellissimo. Quando fa freddo il trealosio funziona come antigelo, quando le temperature aumentano lo trasforma in glucosio, che diventa benzina per il metabolismo cellulare. Quindi
utilizzo il mio antigelo come riserva di energie che quando mi serviranno perché le condizioni climatiche sono migliorate posso utilizzare velocemente, ed è veramente un capolavoro. E poi c'è questa Elomia petrolei, la cui larva spende tutta la sua vita nelle pozze di petrolio e utilizza la superficie del petrolio come i ragni utilizzano la loro rete, quindi la tensione superficiale del petrolio è sufficiente per riuscire poi a catturare le prede che la larva si mangerà. Quindi avete visto che sono un mondo meraviglioso, ma adesso il titolo del seminario è In città, quindi torniamo un attimo qui a Genova e andiamo a vedere chi troviamo e quali sono i problemi. Allora, punto 1, lo scorso anno nei giornali, soprattutto settembre-ottobre, titoli grandissimi: non si può fare mangiare a pranzare in alcune zone della città perché ci sono milioni di mosche e danno fastidio. È vero, danno fastidio, ma il problema più grosso non è solo il fastidio, è che sono dei veicoli, o se preferite usare il termine inglese, dei vettori meccanici di un sacco di patogeni. Perché? Perché zampettano da qualche parte e poi li trasportano. Quelle più comuni da noi sono queste due, che si assomigliano molto, ma questo ha l'addome molto stretto, questo invece ha l'addome molto grande, molto largo. Questa è la cosiddetta musca domestica, la trovate in giro per casa vostra, e questa invece è il genere Fannia, che troverete a casa vostra quest'estate perché è quella che ronza sotto i lampadari. Mosca delle trincee, mosca delle latrine, come nome volgare. La cosa interessante della musca domestica è che è uno di quegli animali che ci ha accompagnato nella nostra storia. È un animale, il genere musca, che normalmente si trovava negli antri. Quando vi dicono che l'uomo primitivo viveva nelle grotte, no, nelle grotte c'erano le fere, le belve cattive, l'uomo normalmente viveva nei ripari, negli antri, e questo gruppo di insetti viveva lì. Poi quando noi abbiamo replicato quella struttura costruendo le capanne, costruendo le case, lei ci è venuta dietro. Quindi possiamo un po' tracciare la sua evoluzione con la nostra evoluzione delle abitazioni. Quindi di cosa si nutrono? Di qualsiasi cosa possibile e immaginabile abbandonata dall'uomo. Ecco, questa è una foto che ho fatto la scorsa settimana a fianco alla caserma dei pompieri. Ahimè, ho dovuto fare l'ennesimo esame della mia vita, squadre di soccorso dell'università, e mentre ero lì non ho potuto che non fare questa foto e fare poi un video che ho inviato alle mie collaboratrici per fare notare che questo è un posto che noi dove dovremmo andare per campionare, perché qui di mosche ce n'erano una marea, oltre ai gabbiani, oltre ai piccioni e altri esemplari. Quindi quando qualcuno dice bisogna disinfestare la città, bisogna spargere insetticidi, io direi no. Sì, in alcuni casi sì, ma basta pulire. Se fate Via del Molo, io abito in Via del Molo in questo momento, ogni mattina ci sono almeno 3 o 4 cacche nuove di cani. Tutte le mattine su 20 metri, non di più. Ecco, vicolo del Molo. Ecco, la mattina sono solo i cani, durante il giorno non so, perché lavoro all'università, però la mattina regolarmente sono quelli cani. Allora, questo ambiente qui è l'ambiente per le mosche, e questo qui perdura lì, perché i cassonetti vengono svuotati, però sta roba qui resta qua, non c'è nessuno che va a raccoglierla. Allora, anche nel pensare a una raccolta dei rifiuti, allora io vengo da Treviso, è vero, Treviso è una città piccola, però si è cominciata la differenziata nel 1985 e si fa il porta a porta anche in città. E Treviso, essendo una città medievale, di origine medievale, ha dei vicoli stretti. Quindi anche il pensare, e vedremo alla fine il nostro problema qual è, che noi stiamo costruendo degli spazi per ospitare questi animali che non vogliamo. È come se fai di tutto per non invitare un tuo amico che ti sta antipatico e gli telefoni e gli dici vieni a cena da me, se non lo vuoi. Quindi questo è il vero problema delle mosche, è che noi gli creiamo degli spazi dove stare, ma non solo. Qualcuno di voi che ha sentito il seminario di entomologia forense si ricorderà di questo animale. Questa si chiama Sintesomia nudiseta e vedete che era concentrata sulla zona del porto
E da dove arriva? Non c'era fino al 2017 qui a Genova. Da dove arriva? Arriva dalla Cina con i container. Ma cosa è successo a Genova a partire dal 2016-2017? Che Genova ha raggiunto l'isoterma dei 20 gradi. Quindi prima sicuramente sono arrivate, ma faceva troppo freddo e morivano. Adesso la temperatura è aumentata, si sono stabilizzate. Allora, le mie collaboratrici che sono qua hanno già i capelli rizzati, la dottoressa Carter, la dottoressa Lancelotti, poi c'è anche la Pattina che si laureerà presto, dottoressa Gelfi, mi scusi, che campionano davanti al Distav, e l'abbiamo trovata questa al Distav. E quindi sta spostando il suo areale, e l'abbiamo trovata l'anno scorso anche a Savona. Quindi vuol dire che sta aumentando il suo areale verso l'entroterra e si sta spargendo. Ma vi racconto un'altra storia, scusatemi, io sono veneto, si vede? Quindi siamo dall'altra parte dell'Italia. Siamo in questa area che è la Laguna di Venezia nel 2023 e vi parlerò per l'appunto di questa mosca che si chiama Crisomia megacefala. È anche bellina da vedersi così, solo che il suo nome, così il nome volgare, è mosca orientale delle latrine, e quindi ci racconta dove va e quanto sinantropica sia, quindi vive in associazione con l'uomo. È il 2025, mi chiamano perché c'è una signora morta in casa, dove? Al Lido di Venezia. Siamo qui su questo braccio di terra, 2 case dopo la sede del Festival del Cinema di Venezia, che è al Lido. Signora anziana, abbandonata, il figlio è ritornato in quella casa un sacco di volte, ma il cadavere era lasciato lì. E chi ti trovo? Ti trovo Crisomia megacefala, per la prima segnalazione in Italia. Siccome era già presente in altre parti d'Europa, soprattutto in Spagna, una collega, c'è un errore qui, le date sono invertite, 2023 Venezia, 2025 Genova. Stiamo campionando proprio al Distav, e dove l'abbiamo trovata? L'abbiamo trovata in questo parchetto che è tra via Benedetto, XV, e Corso Europa. Allora, se alla sera passate di qui, venite avvolti da un profumo di sostanze illegali fumate. Non so se sono quelle che richiamano le mosche o qualcos'altro, però lungo il perimetro noi questa l'abbiamo raccolta. Quindi tutti contenti, diciamo benissimo, scriviamo un bellissimo articolo sulla prima segnalazione di Crisomia megacefala su cadavere in Italia e sulla sua presenza anche in Liguria. Ma purtroppo gli entomologi sono un po' di coccio, e allora cosa dicono? Facciamo un salto al Museo di Storia Naturale di Genova, dove tanti anni fa, quando avevo ancora i capelli, avevo messo in ordine la collezione diterologica. Ho detto proviamo a vedere se per sbaglio tra le cassette troviamo qualcosa. E in una cassettina di Calliforidice, di miscellanea generale, però colpo d'occhio vista subito, c'era un esemplare di Crisomia megacefala, guardate la data, di Vado Ligure, siamo a Savona, 15/10/2007. Quindi io ero tutto contento perché l'avevo trovata nel 25 e nel 23, questa era presente in Italia già dal 2007. E se ritorniamo a questa cartina di prima, in Spagna per la prima volta, anzi in Portogallo, è stata segnalata nel 2006. Quindi praticamente è arrivata insieme, e secondo me sempre attraverso una rotta di tipo commerciale. Tant'è che dall'altra parte dov'è? A Venezia, e se vi ricordate la figura che ho rappresentato, a Venezia, salute, ci sono 2 porti, cioè il porto commerciale e il porto per le crociere, e un aeroporto, tutto in un fazzoletto. A Genova è la stessa cosa. C'è un aeroporto, c'è un porto, secondo porto più importante d'Italia, e quindi questi animali arrivano. Però la cosa secondo me bella, e che sottolinea ancora una volta l'importanza di un'associazione amici del museo, è questa,
Nelle collezioni dei musei ci sono più informazioni di tutti gli studi moderni che noi possiamo fare. Noi ci lanciamo, il PNRR ha buttato via un sacco di soldi in nuovi campionamenti. Non serviva campionare, bastava andare nelle scatole dei musei e analizzare quello che c'è. Quante famiglie, quanti ordini giacciono al museo lì in attesa di qualcuno che abbia voglia di guardarli, e magari lo specialista di quel gruppo c'è, però preferisce campionare nuovo. E vi dico, sono passati 18 anni, meglio 16 anni da questo campionamento prima che io la ritrovassi, ed è un vero peccato. Quindi grazie alle associazioni che sostengono i musei. Ma adesso facciamo un salto, anche perché il tempo stringe, alle vostre amate zanzare. Quindi abbandoniamo i barachiceri e facciamo un salto tra i nematoceri. Voi li conoscete meglio di me, ma la cosa che mi piace un sacco riportarvi oggi, poi andremo a vedere quelle di Genova, però voglio sottolinearvi questo esperimento, questo articolo che è uscito la settimana scorsa, che io trovo bellissimo perché, come vi dicevo, le antenne sono importanti perché tutti noi pensiamo che le zanzare ti intercettano solo perché vanno a naso, o meglio, seguono la scia di odori. Una delle domande è: ma perché pungono me e non mio marito? Oppure perché pungono me e non mia moglie? Di solito pungono quelli che non sono cattivi, quindi in famiglia pensateci bene. Ma la cosa impressionante che questo studio ha dimostrato è che ci vedono benissimo e utilizzano anche la vista e prediligono i colori scuri. Allora non guardate tutto, ma guardate solo queste due immagini. Allora, il signore in alto è vestito per la parte alta del corpo di blu, cioè di scuro, mentre questo nel suo lato destro è vestito di bianco. Guardate quante linee mancano qui, nella parte alta, soprattutto quante ce ne sono là. Quindi utilizzano contemporaneamente la vista e la possibilità di percepire le molecole volatili che noi comunque diffondiamo. Prediligono il blu e i colori scuri. Di che colore è l'abbigliamento dei marinai? Blu. Quindi non devono lamentarsi se vengono punti. Okay? Se voi ci pensate, in certi paesi tropicali, i naturalisti del passato vestivano chiaro, e ci sarà stato un motivo, e un motivo è anche questo: una diminuzione dell'attrazione da parte di insetti. Ma dato che le zanzare sono un problema, e non solo perché ti pungono e ti danno fastidio, nel 2019 è stato varato il Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi, cioè tutto quell'insieme di malattie, di patogeni che sono trasmessi dal vettore zanzara e simili. Questo piano doveva finire nel 25, è finito nel 25, però siamo in Italia, quindi hanno fatto una proroga anche per il 26. Noi siamo il paese delle proroghe. Sapevamo che finiva il 25, bastava mettersi nel 24, scriverlo nuovo e avremmo risolto il problema, ma non c'è la lungimiranza. La prima regione che ha lavorato moltissimo è stata il Veneto, ma per ovvi motivi. Tutta la parte del Rodigino, del Polesine, ha sempre avuto problemi di malaria in passato perché le zanzare la facevano da padrone. Qual è la seconda regione che insieme al Veneto ha fatto un piano regionale? L'Emilia Romagna, contigua, con gli stessi problemi. Qual è la terza regione che ha fatto il piano che non c'entra niente con le altre due? No, la Liguria. Quindi, grazie all'incontro di persone, e persone con uno sguardo al futuro, tra la regione, l'IZS e l'Università di Genova, abbiamo costruito, devo dire anche scopiazzandolo un po' dagli altri, ma i giapponesi sono diventati una potenza economica copiando e migliorando. Quindi io non trovo negativo il copiare se è fatto bene. Noi abbiamo scopiazzato e abbiamo fatto un piano di monitoraggio per la Liguria, di cui vi parlerò tra 2 secondi, e vi faccio vedere tutte le zanzare che ci creano problemi. Perché? Perché abbiamo questo problema qui. Arrivano navi, arrivano aerei, arrivano vacanzieri dalla Francia in particolare,
poi adesso sto sottolineando un po' il campanilismo vostro genovese, lo sto arricchendo di nuovi elementi, quindi insomma potete spenderli da un punto di vista scientifico, non solo no ai milanesi ma anche no ai toscani, no. Ma queste zanzare possono pungere dei serbatoi di infezione. Il serbatoio di infezione può essere o un umano o un animale, e poi trasmetterle all'uomo o in cerchio continuare a trasmettercele. Perché? Innanzitutto non tutte le zanzare possono fare questa attività di trasmissione del patogeno, ma purtroppo oggi come oggi vedremo anche per colpa del trade, del commercio e non solo, abbiamo tutta una serie di specie competenti. Cosa vuol dire? Che possono trasmettere. Per cui nel momento in cui arriva il serbatoio con il patogeno, noi abbiamo colui che può spargerlo in giro, che non è una cosa bella, perché le malattie che elencherò dopo le avete sentite nei telegiornali, e ci sono stati dei focolai per esempio a Fano con dei grossi problemi, ogni tanto abbiamo dei morti, parliamo di dengue, parliamo di zika, che è anche una trasmissione sessuale con microcefalia per i feti, per cui insomma il problema è molto più grosso di quello che si pensi. E la dengue, se la prendi la prima volta non ci sono problemi, ma se la riprendi, lì si crea il problema, tant'è che può essere mortale. Come funziona questo piano di monitoraggio? Che da quest'anno sarà nelle mani della dottoressa Lancelotti, quindi se ci saranno problemi prendetevela con lei, capello biondo corto lì. Bisogna trattare male i collaboratori, così sono stimolati. Abbiamo fatto un reticolo della regione Liguria, quadrati 20x20, per ogni quadrato sotto i 600 metri di quota c'è una stazione di rilevamento. Dal 1° di maggio, non la settimana questa, perché pioveva martedì e mercoledì non abbiamo campionato, ma dalla prossima cominceremo, fino al 1° di novembre, ogni 15 giorni campioniamo i siti. Cosa vuol dire? Ogni settimana facciamo metà Liguria. In più il monitoraggio parte se... Monitoraggio cosa vuol dire? Mettiamo delle trappole, vi faccio vedere tra un istante, identifichiamo le specie, ma facciamo anche la ricerca dei patogeni. Estraiamo il DNA e vediamo se il patogeno, il virus, c'è o non c'è. In caso di positività della trappola oppure di una persona o di un animale che manifesta i sintomi, si fa la verifica, trovato il patogeno, si disinfesta l'area. Quindi parte un'azienda convenzionata col comune, compagnia cantando, sparge degli insetticidi che sono pensati a seconda della zona, perché se il sito è vicino a un'area naturalistica protetta, un SIC, una ZPS, non si possono spargere insetticidi come si vuole. Quindi sono stati pensati degli insetticidi non permanenti, in modo tale da rispettare l'ambiente. Quindi è uno studio che non è così superficiale come uno dice, beh, si va là, si irrora l'insetticide e passa tutto. Per 2 settimane dopo la disinfestazione si fa un monitoraggio dell'area per vedere se ci sono ancora zanzare e se il virus è ancora in giro. Se è ancora in giro si ripete l'operazione, quindi è un piano completo. Le trappole sono queste qui, sono dei bidoncini, quindi se le vedete in giro non sabotatele, non sono neanche dei cestini per le immondizie. Qui c'è una ventola che aspira, a fianco c'è una sorta di cartuccia che libera nell'aria l'equivalente dei profumi del nostro sudore, una buona parte, e sotto c'è un contenitore con del ghiaccio secco che libera anidride carbonica. Quindi le zanzare cominciano a volare qua attorno, si avvicinano all'ingresso che vedete che è scuro e vengono aspirate dentro. Dopodiché, se per sbaglio la batteria che regola la ventola si scarica, il coperchietto si chiude, così non scappano. Abbiamo dovuto scrivere monitoraggio della biodiversità, non toccate, perché se avessimo scritto zanzare, cose del genere, sarebbe partito il panico totale, quindi... Questa non è proprio lì, le abbiamo posizionate in siti ad alto rischio. Siamo andati a vedere il cimitero di Staglieno, che vedremo tra un istante perché è così importante per quanto riguarda le zanzare. Io però
quando l'ho proposto ho rischiato il linciaggio. Da maggio fino a settembre chiuderei i cimiteri ai visitatori, perché il rischio di essere punti e di contagio nel cimitero è più alto che in tutto il resto dei posti. Io capisco che uno abbia i defunti da andare a trovare, ma insomma, se uno ci crede, perché è pieno di raccolte d'acqua, è pieno di vasi scuri con i fiori che determinano le condizioni, adesso lo rivedremo, per lo sviluppo delle zanzare. Adesso vediamo il perché. Sì, adesso vediamo il perché. Allora, vediamo quali sono le specie che ci sono qua da noi e che problemi fanno. Anopheles, un genere che avrete sentito, le Anopheles. Allora, io quando vedo una cartina con tutti questi buchi sono sempre molto perplesso, perché spesso e volentieri la distribuzione di una specie non riflette la distribuzione della specie, ma degli sforzi di campionamento. È impossibile che non ci sia in Campania. Vabbè. Comunque, questa c'è da noi, ma diciamo che facciamo anche di tutto per tenercela, perché guardate dove vive. Le piacciono ambienti artificiali come pneumatici, bacini raccolta dell'acqua piovana e vasi dei cimiteri. Quindi se andate in cimitero questa la beccate sicuramente. È un problema? Beh, insomma, principale vettore del Plasmodium falciparum, malaria, e nel caso di rapporti cioè di puntura sull'uccello anche della West Nile virus. È distribuita un po' ovunque, avete visto come distribuzione. Le larve e le uova possono svernare e superare i periodi di congelamento. In più in questo momento i periodi di congelamento sono sempre più brevi, quindi lei ha vita sempre più facile. Questa ha un nome un po' strano, c'è anche in Liguria, ne abbiamo trovate pochissime, però la Cochiletidia ricciardi, direi che è più da ambienti naturali, però lei ha un sacco di generazioni e come vi dicevo è più naturale, quindi c'è più rischio che entri in contatto con gli uccelli e la trasmissione alla West Nile. Ma andiamo in quella che abbiamo a casa nostra in questi giorni. Qualcuno di voi è già stato punto? Io sì, a casa mia, lì zona del Molo c'è. È la Culex pipiens, ma è un animale simpaticissimo, tant'è che durante la seconda guerra mondiale a Londra la popolazione, per evitare i bombardamenti su Londra, famosissimi bombardamenti su Londra, e ricordiamoci che contrariamente all'Italia la corona inglese è rimasta a Londra e andava a aiutare la popolazione, mentre mi pare che i regnanti italiani siano scappati, ma è una cosa che nessuno dice. La gente dormiva nell'underground, nel metro, e alla mattina si svegliavano completamente punture un sacco. Da parte di chi? Della Culex pipiens, che ha due forme: quella che vive negli scantinati, nelle cantine, che tra l'altro ha anche femmine autogeniche, cioè che si arrangiano da sole, fanno prole, femmine che fanno femmine, l'abbiamo nominata Culex pipiens molestus. C'è la sua, direi che è sorella, perché sono la stessa specie, che invece vive in habitat naturali, che invece è la Culex pipiens pipiens, che invece ha un accoppiamento normale e normalmente punge gli uccelli. Siccome sono la stessa specie, possono anche accoppiarsi tra di loro, e quindi l'ibrido, chiamiamolo ibrido anche se è un termine un po' improprio, punge sia l'uomo che gli uccelli, con trasmissione delle malattie dagli uccelli all'uomo. Quindi estremamente complessa. I siti di riproduzione sono acque limpide ma anche inquinate da sostanza organica, e pensate a una fognatura, una marea, e con un leggero grado di salinità. Diciamo che Genova è il posto perfetto. Cosa trasmette? Ma una fila infinita. In Europa abbiamo West Nile usutus, le dirofilariasi canine, quindi sono le filarie che fanno fuori i cani, e la malaria aviaria.
però può trasferire un sacco di altre cose. Quindi dalla Rift Valley virus al virus dell'encefalite e compagnia cantando. Nessuna infezione per Zika virus, vedete che l'ho cancellato, perché alcuni articoli recenti dicono che forse è competente anche per la Zika. E Zika, come vi dicevo prima, è quella che ha anche trasmissione sessuale e determina l'encefalite nei bambini, nei feti. La culisseta ok, l'avete letta voi, è molto più allungata, molto più sottile, anche questa la troviamo a Genova, predilige degli ambienti seminaturali come stagni artificiali, comunque fossati. Per noi non è un problema grandissimo, anche se anche lei col West Nile c'è. Ma veniamo alla vostra preferita, quella che i genovesi hanno distribuito in Italia a partire da il cimitero di Staglieno. La prima segnalazione di questa specie in Europa è stata fatta in Albania nel 79, ma era già sospetta la presenza nel 76, ma nel 90 è stata trovata per la prima volta a Genova. Poi è stata trovata a Padova, nella zona di Abano Terme, dove ci sono le acque termali. Si pensa sia stata importata con dei copertoni per fare piste da go-kart. Allora io dico, in Italia non abbiamo copertoni vecchi, no? Cioè ne abbiamo talmente tanti che non sappiamo dove metterli, abbiamo problemi di smaltimento e li importiamo dagli altri paesi. Era Einstein che diceva, ci sono due cose che sono infinite, l'universo, la stupidità umana, e sulla prima ho qualche dubbio. Ok? Quindi Genova è conosciuta tra gli entomologi o chi si occupa di zanzare proprio perché il focolaio iniziale di Aedes albopictus, che poi voi la conoscete con il nome di zanzara tigre, per questo bandeggio bianco-nero, che quando la schicciate vi lascia il segno bianco e nero perché sono delle setole bianco-nere. Qual è l'altro problema? È che punge di giorno, è più piccola, e io quando vado a Brugnato per campionarla mi metto con il retino e comincio a muovermi il retino attorno al corpo. In un quarto d'ora ne porto a casa 200. Ha delle esplosioni impressionanti. Da un punto di vista delle malattie, la chikungunya, ne avete sentito parlare lo scorso anno in televisione abbastanza spesso, la dengue, ancora le filarie per gli animali, per i nostri cani, e poi tutta una serie di competenze. Competenza vuol dire, sappiamo che in laboratorio lo trasmette, non abbiamo casi dimostrati in natura, della febbre gialla, che non è uno scherzo, West Nile ancora, e Zika. Allora noi qui a Genova siamo stati fortunati perché fino adesso tutti i casi di positività che abbiamo, ne abbiamo avuti tanti, non so, qualcuno di voi magari vive in un comune che è stato interessato da una disinfestazione, sono tutti casi di importazione, vuol dire vacanzieri che tornano a casa dalle Maldive, da altri paesi tropicali, hanno dei sintomi, vanno in ospedale e vengono curati e poi si fa la disinfestazione. Il problema è che in Italia abbiamo avuto dei focolai con migliaia e migliaia di persone, quindi sono diventate endemiche. Vi ricordo Fano ufficialmente 3.000 persone, ufficialmente, poi ci sono stati gli asintomatici che saranno almeno 10 volte tanto. Okay? La Liguria in questo momento è fortunata per questo discorso. Però, ecco, qual è l'altra cosa delle specie fino adesso, di cui vi ho parlato fino adesso, che non superavano i 600 metri, non superano i 600 metri e che d'inverno spariscono. E uno dice, finalmente d'inverno non ho l'angoscia delle zanzare. Sì, è vero, fino a ieri, perché adesso è arrivata, e ce l'abbiamo a Genova anche, la Aedes japonicus. Assomiglia un po' all'Albopictus, però ha un disegno diverso sul torace e sulla fronte. Preferenza per vasi di plastica nei cimiteri, fontane e cisterne per l'acqua piovana, presenza di larve nei sottovasi, piscine gonfiabili e annaffiatoi. Questo ci racconta già dove la troviamo.
la troviamo dove vive l'uomo, quindi una sinantropia forte, e lei è competente e trasmette la chikungunya e la dengue. Ma per non farci mancare niente, abbiamo la Japonicus, che tra l'altro la cosa originale è che in Giappone non c'è. Vi ho detto, ogni tanto anche gli entomologi hanno questi svarioni, per cui qualcosa che viene dall'Oriente deve avere un nome, Japonicus. Però lì vicino c'è un altro stato, che è la Corea, quindi abbiamo anche l'Aedes coreicus, che ha praticamente le stesse abitudini della Japonicus, ma guardate fin dove si trova, tra i 300 e i 2000 metri, e la Japonicus e la Coreicus sono termoresistenti. Quindi quando la zanzara tigre non c'è più, siamo verso fine ottobre, abbiamo le altre due. Quindi se speravate di finita l'estate non ci sono zanzare, oppure saliamo di quota, andiamo in un ambiente in cui non troviamo zanzare, no. Una modifica che dovremmo fare al piano, che ci comporterà uno sforzo anche economico, perché al di là del costo personale del personale c'è anche andare a campionare, è spostare il limite sopra i 600 metri. Quindi ci sta portando anche a questo. Mi soffermerei su un patogeno che può trasmettere, che è il virus giapponese dell'encefalite, e come ben sapete di encefalite si muore. Allora, torniamo, giusto per chiudere, ancora 2 minuti, non vi faccio perdere altro, anche perché so già che state anelando allo stand della birra qua fuori. Il panino con la porchetta è buono, ve lo garantisco, non mi danno soldi. Perché la seconda parte del titolo era in città? Uno per attrarvi qui e portarvi ad ascoltarmi, ma il secondo è perché noi nelle città stiamo facendo quella mossa che vi dicevo, ci stiamo costruendo un ambiente che noi non vorremmo. Perché la città ha grandi accumuli d'acqua limpida, imbattuta di sole, disinfettata? No, acqua imbrigliata, quindi acqua con un carico organico importante che non viene mai disinfettata dalla luce. Io mi ricordo il sindaco del mio paese, la sindaca del mio paese, politicamente non ne condividevo niente, però dovevano costruire una pista ciclabile. Io parlo di un paese di campagna nella pianura padana, sopra Treviso, famoso perché c'era la sede della pallacanestro, la Benetton. Ha deciso di non tombinare il fosso, ma di fare una pista ciclabile sospesa sopra, in traversini di legno distanziati un dito uno dall'altro, in modo tale che la luce passasse e arrivasse sul fosso. E questo permetteva, innanzitutto il fosso era all'aperto, quindi un'ossigenazione, c'era l'effetto radiazione e le piante crescevano nell'acqua. Zona di risorgiva, per cui acqua preziosa, se tu la metti in tombinatura, quella diventa un'ottima sede per lo sviluppo di chi sopra. Ma non solo, la città è una bolla di calore, ce l'hanno insegnato, l'Oddum ce l'ha insegnato quando abbiamo studiato l'ecologia all'inizio delle nostre carriere, ma non solo una bolla di calore perché è 2 gradi più alta dell'entroterra o delle zone limitrofe, ma con clima più stabile e non ci sono grandi escursioni, scusatemi, e in più c'ho dei vani nelle abitazioni dove la temperatura è sempre alta, dove ci sono le caldaie per esempio, dove ci sono degli impianti di raffreddamento, o meglio, la parte di dissipazione dell'energia di un impianto di raffreddamento. Lì costruiamo le condizioni perfette per mosche che non vogliamo, scarafaggi che non vogliamo, ratti che non vogliamo. Allora, nella pianificazione territoriale, quando si parla di rischio, questo non viene mai considerato. Pensiamo a rischi di crollo, pensiamo al rischio del traffico, ma il rischio vero per la salute, che è anche questo, non viene mai considerato. Devi costruire una strada, devi essere sicuro che le pendenze siano perfette e se c'è una buca, quella va riparata, va rettificata, perché sennò si crea un accumulo d'acqua. In più in città cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto di tutto per eliminare i predatori. Non ci sono predatori in città, quindi c'è il ratto,
diventa anche un predatore, ma non ci sono. Quanti uccellini ci sono in città? Poi cosa abbiamo nelle città, in tutte le città questo, ma a Genova vale ancora di più, un costante flusso e un interscambio di merci e persone. E il trasporto in container garantisce all'individuo di sopravvivere il viaggio. Una volta morivano durante il viaggio i parassiti, adesso no. C'è una concentrazione di persone, che è duplice il problema, e l'abbiamo visto col Covid. Se ci sono tante persone, per le zanzare vanno a nozze, perché hanno un sacco di ospiti dai quali alimentarsi. Però, essendoci un'altra densità, se una zanzara ha il patogeno, lo diffonde in maniera molto più efficace rispetto a un luogo con una bassa densità abitativa. E questo dobbiamo cominciare a rifletterci sopra. Però, c'è un però. Oltre alla città, con la variazione climatica abbiamo inverni caldi, quindi il vettore sopravvive tutto l'anno, mentre una volta con i grandi freddi magari lo stroncavamo, colonizza aree sempre più grandi, l'abbiamo visto, in più anche le specie nuove che resistono al freddo salgono, gli ospiti, ovvero le vittime, sono esposte per periodi più lunghi, perché sto fuori anche a ottobre, a novembre, in manichette corte. Abbiamo delle estati molto calde. Più caldo è lo sviluppo di insetti a temperatura dipendente, specie specifico. Più fa caldo, più cicli gli insetti riescono a fare. Più cicli vuol dire molti più individui. Ecco là, perché ce ne sono di più? Perché fa più caldo, perché riescono a riprodursi in maniera molto più veloce. Quindi un aumento del numero di generazioni, ma ricordatevi che non solo il vettore, ma anche il patogeno, aumentando la temperatura, aumenta il ciclo biologico. Per cui il potenziale infettivo sale e durante l'estate noi stiamo più fuori. In più ci sono queste piogge improvvise che sono poco controllate dai sistemi di smaltimento delle acque, per cui si accumula l'acqua che diventa il sito dove loro nidificano e depongono le uova, ma anche c'è un altro effetto, quello del vento forte, che aumenta la dispersione. Vengo trascinato in quota e vengo sparato lontano da dove parto. Chiudiamo con la parte triste, però, allora, che è questa. Io penso che tutti voi Rachel Carson la conosciate, quel bellissimo libro che ha scritto Primavera silenziosa, perché lei apre le imposte di casa un giorno in primavera e non sente cantare gli uccellini. Allora, per noi entomologi non è così, ma è più drammatico, perché noi potremmo scrivere un libro il cui titolo è Clean Windscreen, il parabrezza pulito, perché mentre una volta, quando io faccio Treviso, Genova, Treviso, se l'avessi fatto 20 anni fa avrei dovuto lavare il vetro tante volte, qui arrivo ed è pulito. Quindi c'è un calo drastico degli insetti e c'è un calo anche delle mosche in generale, ma non quelle della città, perché noi stiamo selezionando poche specie che diventano sempre più radicate. Quindi state un po' attenti quando vedete questi grafici. Chi diminuisce la biodiversità generale, ma alcune specie invece stanno aumentando, il che non vuol dire che stiamo migliorando l'ambiente. Altro esempio di grafici sbagliati è quando sentite parlare di moria delle api. L'ape da miele che noi alleviamo non sta diminuendo, sta aumentando. Quelle che noi stiamo perdendo sono le api selvatiche, però ci facciamo prendere in giro quando ci dicono le api stanno morendo. Piano. L'ape da miele, siccome noi la disinfestiamo, la trattiamo e diamo da mangiare, anche l'acqua, quella non sta sparendo. Ma le mosche, occhio, in generale, quelle positive, quelle dell'impollinazione, quelle dei servizi ecosistemici, anche loro hanno avuto una riduzione del 25%. E con questo vi saluto.
Allora ringraziamo molto il nostro relatore che ci ha fatto veramente capire anche delle cose sui ditteri interessantissime, ma è stata una relazione veramente molto utile, oltre che interessante. Speriamo insomma di riuscire a passare l'estate bene, senza essere... Buone mosche, buone zanzare. Quindi, però scherzi a parte, se qualcuno che conoscete parte per un viaggio all'estero, le precauzioni contro le punture ci devono essere. Le aziende, come si chiama, i tour operator le sottostimano sempre e non le raccontano, però c'è il sito della Farnesina oppure quello del governo inglese che secondo me è più dettagliato, fatto meglio, loro hanno una tradizione di viaggi molto più importante della nostra, che vi dettaglia il rischio sanitario, quindi non sottovalutate, e se uno torna, un vostro familiare torna e ha un attimo di febbre, lo si manda al pronto soccorso senza passare dal via. Ma no, stai a casa che guarisci, no, perché c'è il rischio di prendertela anche tu, quindi su questo state molto attenti. Io? Allora, io Autan con me funziona abbastanza bene. Sì, evidentemente sono tanto cattivo e quindi... No, però l'Autan sì, io lo spargo sempre. No, qui da noi uso quello normale. Ah no, un'altra cosa, sì, quando vado all'estero, domani sabato mattina parto, compro il repellente in loco. Cioè adesso scendo a Malé, la prima cosa che faccio, io vado al negozietto dell'aeroporto e mi compro il repellente che hanno lì. Non compro il repellente italiano da usare lì perché non funziona. D'altra parte ognuno costruisce le zanzariere. In casa zanzariere, io uso moltissimo uso la prevenzione, quindi la zanzariera, perché avere i diffusori e vivendoci dentro non mi piace più di tanto. Se mi accorgo che ce ne sono tante, a quel punto la piastrina, però veramente un uso ridotto, e poi c'è sempre l'asciugamano. Senta, la citronella per esempio? La citronella serve tanto quanto l'alloro che mettiamo sui funghi secchi, che veniva usato anche 2000 anni fa, no, ma è una sorta di tradizione e cultura per cui lo si mette e magari 5 volte su 100 ha funzionato e noi ci ricordiamo quelle 5, però no, l'alloro non funziona, la citronella direi anche no. Poi sì, state attenti anche al discorso dei profumi, quando si va in giro mettetene il meno possibile, tanto insomma basta lavarsi, non puzziamo, e gli abiti chiari d'estate. L'abito chiaro vedrete che funziona, quello sì. Dicono che funziona, non l'ho mai usato. Ammetto l'olio Neem, l'olio di Neem. Olio di Neem, sì, lo vendono anche da spruzzare sulle piante. Io sono sempre molto scettico, io ho visto che il piretro funziona bene, da quando ce l'hanno vietato in certi ambienti abbiamo i problemi. Allora il piretro, alcuni piretrine, ecco, anche lì dobbiamo stare un po' attenti, non sono il DDT. Il DDT ha creato più disastri ha creato molti disastri, a dire la verità in certe zone aveva fatto bene, adesso che è stato ritirato si stanno ricreando i problemi. Però il DDT comunque, e Rachel Carson è stata lei che l'ha denunciato, ha creato dei grossi problemi ambientali anche nello sviluppo dei feti umani. Quindi direi no. A me i rimedi naturali lasciano sempre un po' perplesso, tipo metti i gerani, non metti i gerani. Metti una bella barriera, le zanzariere? No, ecco il rame no, non mettete il rame sui vasi di fiori, perché nel momento in cui si ossida ha già finito la sua azione, quindi 10 minuti dopo che l'hai messo si è esaurita la sua azione, perché si forma uno strato di rame ossidato all'esterno che quindi non determina più il rilascio del rame, che è utile come tossico per le larve. Vendono nei vari negozi delle pastiglie da mettere nelle raccolte d'acqua, nelle tombinature, e quelle funzionano. Noi adesso, e qui bisogna dire che nel piano ci sono anche delle persone lungimiranti,
tenteremo, proprio lo faremo su a San Martino, degli esperimenti con una sorta di argilla all'interno della quale vengono inserite delle particelle velenose per le larve, perché il problema è che quando si butta nelle tombinature, se c'è un grande scroscio d'acqua, l'insetticida viene portato via, o al contrario, se si secca il tombino, e il principio attivo si distrugge, poi ripiove e le larve si sviluppano. Invece testeremo questa sorta di argilla che si depositerà sul fondo oppure ritornerà un po' in soluzione e quindi permetterà di uccidere le larve, perché il problema sono più le larve che gli adulti. E io spero il prossimo anno, se ci rivedremo, di darvi qualche bel risultato positivo, che riusciamo in qualche modo a controllarle. Scusi, come soluzione casalinga, noi in casa nostra abbiamo utilizzato le trappole elettriche per Sì. la tensione, Sì. prevedendo anche di mettere questa trappola la sera fuori Sul davanzale. sul terrazzo, quindi mentre noi stiamo dormendo, per distruggere le zanzare notturne. Sì, no, questo funziona, però il problema è che l'Aedes albopictus con quelle non si prendono. Sì. E quelle diurne. Il problema anche delle come si dice, quelle che le tarne. Tutto ciò che è attratto dalla luce, sì. Però l'Aedes albopictus, che è quella di giorno, non ci va, e il consiglio è di fare come nell'industria alimentare, fare la doppia barriera, un po' come fate voi, una trappola fuori e una trappola dentro, che chi sopravvive alla prima viene intercettato dalla seconda. Quindi quelle funzionano, sì. Un'ultima domanda, si trovano diciamo online nel web dei grafici che riportano le curve, diciamo con lo stesso grafico dell'andamento della temperatura non durante la giornata ma durante l'anno, e la curva, Delle zanzare. la concentrazione diciamo. Allora, la regione Liguria lo sta facendo, perché abbiamo il dottor Ferretti, Stefano Ferretti, che lavora in ARPAL, che è una bella testa, che fa il modeling su questo e unisce i dati di campionamento che gli mandiamo, che sono puntiformi sì, ma sono diffusi su tutta la regione, e li correla all'andamento delle temperature, per cui noi sappiamo per esempio che se a maggio la temperatura media fosse sotto i 15 gradi non dovremmo campionare, perché abbiamo visto, e lui ha fatto un sacco di modelli, che non funziona. In più lui plasma il modello territoriale sulla distribuzione delle zanzare, per cui abbiamo anche un modello predittivo che ci dice: guardate che viste le temperature che stanno andando su, c'è maggior probabilità di trovarla in quell'ambiente, in quello o in quell'altro. Sì, ci sono. Allora, disponibili nel web al momento no. L'idea sarebbe comunque di produrre qualcosa di divulgazione su questo, però come regione lo fa. Qualcosa come quei pollini, no? Ah sì, la curva dei pollini. Uno sa quanti pollini. Il problema lì è la piovosità anche, cioè, oltre alla temperatura che sale, se sale tanto e l'ambiente diventa secco, possiamo aprire la bottiglia di prosecco. Perché comunque ci manca l'acqua dove si sviluppano, per cui anche se la temperatura è alta siamo a posto. Il problema è l'acquazzone e poi la temperatura che sale, e lì è il dramma. Allora vi saluto e vi do appuntamento perché viene in gita il 23 allora. Buona donata a tutti. 23. Arrivederci. Vi ricordo anche l'ultima conferenza che sarà il 4 di giugno, frutta e dintorni, quindi sulla frutta delle nostre zone. Arrivederci.